Doppio appuntamento con le urne per gli elettori trevigiani, 741.000 quelli chiamati al voto per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento di Strasburgo, poco meno di 400.000 invece quelli a cui verrà consegnata anche la scheda azzurra per eleggere la nuova amministrazione del proprio comune di residenza. Sono 55 i consigli comunali da rinnovare, più della metà quindi del totale, 126 i candidati alla carica di sindaco, 156 liste, 694 i posti da consigliere da assegnare. 4 i centri sopra i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Preganziolo e Paese, ma per questi ultimi due niente ballottaggio, essendoci in entrambi solamente 2 sfidanti. A rischio ballottaggio quindi solo Vittorio Veneto e Mogliano, dove si sfidano rispettivamente 4 e 3 candidati. Se nessuno di loro raggiungerà il primo turno, il 50% più uno dei consensi, domenica 23 e lunedì 24 giugno si andrà appunto di nuovo alle urne. 5 i comuni con un solo candidato, Meduna, Ormelle, Refronto, San Polo di Piave e Sarmede, dove occorrerà raggiungere il quorum del 40% per rendere valida l'elezione del sindaco. E sebbene questo traguardo sia stato agevolato a livello di normativa, non verranno infatti conteggiati i residenti all'estero, il rischio rimane. Con centri come Vazzola, in cui per scongiurare l'ipotesi commissariamento è scesa in campo una lista civetta. Seggi aperti il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23. Veneto nella circoscrizione nord-est insieme a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Scheda per le europee di colore marrone, spoglio la domenica sera appena si chiuderanno le urne. Risultati nella notte. Per le comunali conta dei voti al via dalle 14 di lunedì, a metà pomeriggio già i primi verdetti.